In Veneto fatica a tenere le prime pagine dei giornali locali, ma la notizia del referendum per l'indipendenza del Veneto sta godendo nel mondo invece di ottima fortuna ed è addirittura stata rilanciata con il titolo Venezia va via dall'Italia da testate del calibro della BBC e di cui proiettati in ogni angolo del pianeta da TV e giornali, dilagando ovviamente online dove il brand Venezia fa sempre notizia. Tanto che il governatore Zaia è stato costretto a incontrare a Roma la stampa internazionale per precisare che non c'è nessun rischio di secessione. Il referendum in questione, ha dovuto spiegare Zaia, lo sta promuovendo un'associazione indipendentista dal nome plebiscito.eu, che tra l'altro vanta già più di 1.300.000 voti sul sito designato, oggetto però di contestazioni sulla veridicità dei numeri. Il Veneto, con il governatore Zaia in prima fila, sta invece discutendo se votare in Consiglio regionale il progetto di legge 342 per l'indizione del referendum per l'indipendenza del Veneto, ma anche in questo caso si tratta di una consultazione che non porterà alla secessione. Davanti a giornalisti russi, cinesi, brasiliani, europei e turchi, Zaia ha spiegato con un certo imbarazzo che non siamo di fronte a un secondo caso Crimea. L'indipendenza non si fa oggi e forse neanche domani, ha svelato Zaia ai giornalisti stranieri radunati in Via dell'Umiltà. È un sogno, ma anche Mazzini ha detto sognava. Di certo, il referendum cavalcato dal segretario leghista Matteo Salvini come un puro sangue in grado di rianimare il carroccio e l'altro referendum online promosso dai venetisti come il cavallo di Don Chisciotte lanciato contro i mulini a vento rischiano di travolgere proprio il governatore veneto, la cui credibilità potrebbe venire intaccata dalla confusione e dal clamore e tra un po' anche dalle polemiche sui numeri. Zaia ha comunque detto ai giornalisti di aver votato anche nella consultazione online e dopo questa rivelazione e un nuovo referendum alle porte, forse capire l'Italia e il Veneto per i giornalisti stranieri è diventato ancora più difficile.